Inizialmente c'era stata una richiesta di archiviazione, abbiamo anche conferito con il pubblico ministero, il quale ci ha detto che invece ha deciso di revocare questa richiesta di archiviazione, probabilmente dovuta, ad un errore burocratico, e adesso siamo fiduciosi nelle indagini, nel fatto che verranno svolte delle indagini, quindi speriamo veramente di far chiarezza. Sono state affidate ai carabinieri del PM Roberto D'Angelo le indagini sulla querela presentata lo scorso 20 febbraio dalla famiglia di un adolescente che accusa la polizia di aver picchiato il giovane durante un controllo a Montà. Il 17enne stava rientrando a casa in bici poco prima di mezzanotte lo scorso 16 dicembre, quando è stato fermato da due agenti che sospettavano si trattasse di uno spacciatore. Abuso d'ufficio, calunnia, lesioni, capi d'accusa contenuti nella querela che cita 4 poliziotti presentata dalla famiglia alla procura. E il ragazzo ha riferito che gli agenti appunto non si erano qualificati, quindi si era spaventato, li aveva scambiati per degli aggressori. Abbiamo chiesto ovviamente un racconto al ragazzo, poi i genitori hanno voluto anche loro darmi la loro versione, quindi altri 2 racconti da parte dei genitori. Abbiamo cercato di recuperare tutto il materiale che ci potesse essere utile per dimostrare, almeno nel minimo delle nostre disponibilità, cosa fosse accaduto quella sera. Il giovane, curato dai sanitari del pronto soccorso di Padova come uno degli agenti, è stato denunciato dalla polizia e per questo segnalato al Tribunale dei minori di Venezia. È stato denunciato di fatto dai poliziotti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Abbiamo avuto l'interrogatorio il 27 di febbraio, abbiamo spiegato tutto e abbiamo anche depositato come memoria difensiva la querela che avevamo depositato precedentemente, cioè una settimana prima, davanti al Tribunale ordinario. Del caso si sta interessando anche Ilaria Cucchi, senatrice e fondatrice dell'associazione Stefano Cucchi Onlus, nata dopo la morte del fratello, che sabato scorso a Ferrara ha incontrato la famiglia del 17enne. Ha preso molto a cuore il caso e li ha assicurati sul fatto che li seguirà. Io stessa sono stata contattata ieri dalla senatrice e così insomma ci siamo sentite telefonicamente. Il caso di Padova potrebbe finire in Parlamento. Nel frattempo vanno avanti le indagini con la famiglia che chiede sia fatta piena luce.